Un modus operandi studiato e collaudato, il malvivente avvicinava le sue vittime, soprattutto persone anziane, nei pressi delle loro abitazioni con la scusa di vendere una piantina e richiedere medicinali o l'elemosina e poi le derubava. Non solo, perché in alcune occasioni si introduceva direttamente in casa approfittando anche di finestre aperte. Uno degli episodi contestati ha riguardato un 89enne con problemi di deambulazione che il 6 giugno scorso, di ritorno a casa, è stata avvicinata con una scusa dal malvivente che poi è riuscito ad entrare e a rovistare nella borsetta della donna sottraendole il portafoglio. Le indagini della polizia del commissariato di Conegliano e dei carabinieri della compagnia di Conegliano, coordinate dalla Procura della Repubblica di Treviso, hanno consentito di identificare il ladro seriale. Si tratta di un 39enne residente a Trento, ma di fatto senza fissa dimora, privo di attività lavorativa e con vari pregiudizi penali. È stato rintracciato a Trento nei giorni scorsi, in realtà l'identificazione è avvenuta con vari pattugliamenti che sono stati fatti in borghese, in cui il soggetto era stato descritto molto bene dalle vittime, soprattutto con un incisivo mancante nell'arcata dentale superiore, e quindi dopo vari pattugliamenti abbiamo visto che utilizzava spesso una bicicletta da donna ed è stato appunto identificato più volte nel corso delle attività. La misura cautelare è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti, visti i gravi indizi emersi su numerosi episodi avvenuti nel solo mese di giugno e soprattutto considerando la pericolosità sociale e l'alto rischio di reiterazione del reato. Che cosa rubava alle vittime? Quello che trovava molto spesso il portafogli con i contanti, quindi proprio per non lasciare traccia e non essere tracciato, molto spesso l'obiettivo erano i contanti. L'uomo è accusato di furti in abitazione, ricettazione e uso di carte di debito provento di reati predatori. Al 39enne sono stati contestati una decina di colpi tra San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto e Conegliano. Non escludiamo che ci possano essere stati altri episodi che hanno riguardato questa persona. Ecco. Quindi le indagini continuano. Le indagini continuano assolutamente.